Un incendio in una palazzina in via Grotte 27 a San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo, ha ucciso un uomo. La vittima è un contadino di 76 anni, Emanuele Puleio, che abitava al terzo piano della palazzina. Secondo i primi accertamenti, l'anziano sarebbe stato prima stordito dal fumo, poi avvolto dalle fiamme che hanno divorato l'intera palazzina di 3 piani. Il cadavere è stato trovato carbonizzato dai vigili del fuoco, che stanno adesso cercando di risalire alle cause dell'incendio. Il rogo potrebbe essere stato provocato dal cattivo funzionamento di una stufa o di una fuga di gas. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco e carabinieri. Intanto procedono senza sosta le ricerche dei 2 dispersi in mare al largo di Palermo, Massimiliano Perricone e Salvatore Zarcone, di cui non si hanno avute più notizie dal ritrovamento del corpo del loro compagno, Davide Arena, di 30 anni. I 3 amici erano salpati dal porticciolo della Bandita con una barca di 3,5 metri per una battuta di pesca. Per tutta la notte sono proseguite le operazioni coordinate dalla Capitaneria di Porto di Palermo per individuare i 2 naufraghi, impegnate 5 motovedette della Guardia Costiera, una dei Carabinieri, una della Guardia di Finanza e una della Polizia di Stato, oltre a un elicottero della Guardia Costiera con infrarossi. L'allarme era scattato domenica in tarda mattinata dopo una segnalazione da parte dei familiari di uno dei 3 giovani preoccupato per il mancato rientro. Erano state subito avviate ricerche in tutto il Golfo di Palermo, tenendo conto del vento. Le forze dell'ordine hanno individuato poi alle 15 il corpo di Davide Arena, che galleggiava dentro un salvagente a circa 5 miglia dalla costa.